Rivedere le quarantene per i turisti, c'è una stagione da salvare, questa è la richiesta al governo di Zaia che accelera sulla campagna vaccinale annunciando che la fascia over 50 sarà coperta entro l'inizio dell'estate. Iniziativa shock del movimento Io Apro che a Roma ha annunciato la costituzione di un governo ombra. Ministro dello sport sarà il trevigiano Iuri, titolare di una palestra a Maser, pronti a riaprire il 26 nonostante i divieti. Scuole, trasporti, prefetti, presidi, aziende di trasporto al lavoro per la rimodulazione al 60% per le superiori, l'indicazione della dirigente scolastica, gli studenti di quinta in classe al 100%. Anche la Chiesa apre le porte e si trasforma in centro vaccinale, accade per la prima volta in Veneto, a Padova. Confermata dalla Corte d'Appello di Venezia la condanna a 2 anni per i genitori di Eleonora Bottaro, la 17enne morta di leucemia dopo aver rifiutato la chemioterapia. A pochi giorni dalla riapertura dei teatri, lo stabile del Veneto annuncia l'ingresso come socio sostenitore di Assindustria Veneto Centro, obiettivo aiutare il settore in crisi. Volle il trionfo delle Pantere dell'Imoco Conegliano celebrato da tutto il mondo sportivo, scudetto numero 4 dopo una stagione senza sconfitte, la gioia a distanza dei tifosi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano inevitabilmente la questione delle aperture. Proprio in questi minuti a Roma si sta riunendo il Consiglio dei Ministri. Tanti ancora sono i nodi sul tavolo. Per tutta la giornata si sono susseguite varie dichiarazioni politiche. C'è poi il fronte delle regioni che chiede il coprifuoco alle 23 e riaperture anticipate per piscine e palestre. Lo stesso ministro Giorgetti chiederà di anticipare anche l'apertura delle fiere al 15 di giugno. Quindi le questioni sono ancora aperte. Alla finestra in questa fase ci sono le regioni, compresa la regione del Veneto. Oggi il governatore Zaia ha fatto il punto essenziale, ha detto, è occuparsi del turismo, soprattutto dei turisti stranieri e quindi del tema delle quarantene. Cominciamo da qui. Dobbiamo chiarire da subito il tema delle quarantene, perché se un turista americano arriva in Veneto e è vaccinato non deve far quarantene, perché sennò noi perdiamo tutti i turisti. E sapete che il cliente, come si dice, ci mette una vita a fartelo e un secondo a perderlo. Per la prima regione turistica d'Italia, con il 68% di presenze straniere, il punto centrale all'inizio della stagione è proprio questo. Ormai c'è, fra virgolette, un'abitudine familiare di venire in Veneto, ma se cominciamo a saltare un anno, metà e metà, quest'anno li perdiamo tutti, probabile che si innamorino in qualche isola veramente greca. E a noi non va bene questo, noi siamo più belli della Grecia, Strettamente collegato in fatto di spostamenti il tema del Green Pass con una richiesta specifica. Se il Green Pass diventa essere tamponati, io penso che sia logico che il pubblico debba garantire i tamponi a tutti. A mezzogiorno e mezzo da Marghera, Zaia chiede al governo di correggere il tiro soprattutto su palestre, piscine e ristoranti all'aperto, confermando la linea delle regioni anche sullo slittamento del coprifuoco. Qua non si tratta di fare gli aperturisti o i chiusuristi. Io non voglio essere né catalogato con quelli che vogliono aprire tutto e tantomeno con quelli che vogliono chiudere tutto. Guardare in faccia la realtà. È iniziata la fase della convivenza con i virus. Alla domanda se da qui all'infinito possiamo pensare di continuare con le restrizioni, tutti noi rispondiamo no. Bene invece il parziale dietrofront dell'esecutivo sul rientro delle scuole superiori al 100%. Secondo noi in Veneto è già tanto arrivare al 60% se vogliamo ottenere i trasporti, come si può dire, abbastanza sostenibili. Apertura e libertà di movimento passano però per la campagna vaccinale. Con 200.000 dosi a settimana potrebbe esserci un'accelerazione. Ma prima dell'estate, se non mi fanno sorprese, io gli over 60, cioè tutti coloro che hanno più di 60 anni, sono vaccinati. Ma lo dico in via prudenziale perché sono convinto di arrivare anche ai cinquantenni.
Vedremo quindi se e come il governo correggerà il tiro. Tra l'altro c'è una dichiarazione anche di Salvini che alza la posta in gioco. Spero che vengano accolte le richieste della Lega, non mi va di votare cose di cui non sono convinto. Ma proprio in questi minuti a Roma possiamo vederlo, si sta tenendo una conferenza stampa shock, si sta di fatto annunciando la costituzione di un governo ombra. Lo stanno facendo diversi imprenditori aderenti al movimento Io Apro. Ministro dello sport sarà Iuri, titolare di una palestra a Masera. Sentiamolo. È un governo provocatorio, diciamo, che farà però l'interesse del popolo a differenza di quello che sta facendo il governo attuale. A parlare è il neo ministro dello sport Iuri della palestra Dorian Gray di Masera. Proprio così è questa infatti l'iniziativa shock annunciata nel tardo pomeriggio a Roma dal movimento Io Apro con la nascita di un governo ombra. Una provocazione certo, ma che dà la dimensione di una tensione crescente, soprattutto tra quelle attività che hanno visto rinviata la loro riapertura, come le palestre. Lo facciamo per sopravvivenza e non per altro. Quindi noi continuiamo per la nostra strada e il 26 invetteremo, e comunque stanno già aderendo tantissime attività, sono già in 1100 attività in tutta Italia che hanno aderito in un giorno a questo governo e che apriranno insieme a noi. Non sono ancora arrivate allo strappo, ma i toni sono forti. Le piscine del Veneto, con una lettera alla Federazione Italiana Nuoto regionale, ha chiesto oggi a Zaia di intercedere presso il governo. Siamo disperati, si legge. I ristori non sono capienti e non ci sono. Abbiamo la necessità di riaprire per una questione proprio di flusso di cassa. Un altro fronte portato avanti da Veneto Imprese Unite, che lancia un ultimatum a Contarina perché si discuta la possibilità di posticipare i pagamenti del 2020 senza interessi di mora. Se non saranno ricevuti entro la settimana, gli imprenditori sono pronti a un picchetto fuori dalla sede. Clima che si fa davvero teso, interviene anche il prefetto di Treviso. Riaprire le attività senza curarsi dei limiti imposti dal coprifuoco. Il proposito annunciato in vista del 26 aprile dal movimento Io Apro viene stigmatizzato dal prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà. Le forzature, soprattutto in questo momento, non servono, afferma. Un pensiero condiviso, dice, anche dalle associazioni di categoria che rappresentano esercenti e ristoratori. Stiamo andando progressivamente verso una riapertura delle varie attività, ci sono dei ristori che stanno per arrivare, quindi queste azioni di forza che poi spesso possono offrire anche l'estro a qualcuno di fomentare quello che sono forme di disagio e anche di tensione non vanno assolutamente bene. Inutile dire che di fronte a palesi violazioni le forze dell'ordine dovranno intervenire e in caso sanzionare, come sta avvenendo per la manifestazione di domenica a Conegliano, cui hanno partecipato centinaia di persone, molte senza mascherina, per ascoltare tra gli altri il sindaco e medico di Santa Lucia Riccardo Sciumschi. Già si è arrivata a una trentina di identificazioni certe, quindi stanno proseguendo, quindi evidentemente man mano che avranno gli elementi per poter stilare dei verbali che sono ovviamente poi sostenibili, anche soggetti a ricorso, sta andando avanti. Insomma, queste persone si sono prese una responsabilità non indifferente. Io oggi leggevo di dichiarazioni tipo ma io non posso essere obbligato a fare qualche cosa in cui non credo. Sì, finché ti ammali solo tu va bene, ma siccome la tua imprudenza può comportare un rischio per la sanità pubblica, allora questo discorso non mi va bene. Quindi tra questi rientra anche il sindaco Sciumschi? È molto probabile. Infine le scuole. In vista del 26 domani pomeriggio si terrà da remoto un vertice tra prefettura, ufficio scolastico provinciale e MOM sul tema trasporti. Con la didattica in presenza fissata al 60%, a eccezione delle classi quinte al 100%, il problema dovrebbe essere superato. Dovremmo riuscire a farcela con questa percentuale assolutamente gestibile, non lo era quella del 100% oggettivamente. E su questo tema interviene anche Carmela Palumbo, dirigente scolastica regionale. Siamo soddisfatti, è un compromesso di buon senso. Così la dirigente scolastica regionale del Veneto, Carmela Palumbo, dopo il passo indietro del governo sulla riapertura delle scuole superiori dal 26 aprile. In queste ore presidi e prefettura al lavoro per organizzare il piano trasporti e dall'ufficio scolastico del Veneto un'indicazione ai dirigenti per modulare la didattica da lunedì prossimo.
Io vorrei privilegiare soprattutto i ragazzi di quinta, cioè noi adesso dobbiamo salire, diciamo, dal 50% almeno al 60%. Se questa percentuale la possiamo raggiungere ammettendo in presenza al 100% tutti i ragazzi di quinta per un mese, qualche giorno, credo che sia un bel segnale, un buon obiettivo. L'idea mia è di tenere le classi dalla prima alla quinta al 50% e di arrivare al 100% delle classi quinte. Ovviamente se questa percentuale, poi questi numeri li spalmiamo su tutti gli studenti, in realtà si sta sul 60-65%. Domani presidi e prefetti incontreranno le aziende di trasporto per definire l'organizzazione dei mezzi a disposizione degli studenti. Noi siamo già al lavoro con i prefetti per attestarci, per verificare con le aziende dei trasporti fino a dove ci si può spingere con i piani prefettizi già predisposti. Palumbo ricorda come i piani prefettizi siano flessibili, prevedendo range dal 50 al 75% di studenti in presenza, senza modificare, spiega la dirigente scolastica, in modo sostanziale l'apporto di mezzi in più che già era stato predisposto. È bene adeguare la percentuale tenendo conto della del potenziamento di mezzi che è già stato realizzato nei mesi scorsi. Aperture da un lato, vaccini dall'altro. A Padova si vaccina anche in chiesa. La diocesi di Padova apre le porte delle chiese per le vaccinazioni degli anziani. La prima sarà la parrocchia di San Paolo nel quartiere di Sant'Osvaldo, che si mette a disposizione per la somministrazione del vaccino anti-Covid. L'idea è venuta a Daniela Toderini, medico di medicina generale del quartiere, che ha chiesto la disponibilità della chiesa di San Paolo per fare le iniezioni ai propri pazienti. Il parroco Don Paolo Rizzato non ha esitato e ha chiesto e ricevuto l'autorizzazione del vescovo Claudio Cipolla. La Chiesa è sempre un luogo di vita e qui si parla della vita delle nostre persone, e poi perché la Chiesa è un luogo di vicinanza e qui si parla di attenzione alla cura, al bisogno delle persone. La Chiesa vive in mezzo a queste case e la gente che vive qui, avendo questa opportunità, credo che sia sicuramente da favorire. Sabato mattina la chiesa di San Paolo accoglierà così 80 pazienti della dottoressa Toderini, maggioranza della fascia 70-74 anni, che saranno vaccinati con AstraZeneca e alcuni over 80 che saranno invece vaccinati con Moderna. Per molti di loro certamente la nostra chiesa, la chiesa che è luogo sacro, è anche luogo familiare ed è luogo di preghiera, luogo di visita, non dico quotidiana, però periodica, anche domenicale. Mi auguro che questo possa anche aiutarli ad essere più sereni nel vivere questa esperienza. L'equipe sarà composta da 3 medici, un'infermiera e una volontaria della parrocchia. La chiesa di San Paolo si presta molto bene al luogo di vaccinazione che avverranno all'interno. Spazio ampio, banchi già distanziati di 1 metro, entrata e uscita separate. La dottoressa raccomanda ai pazienti di vestirsi con abiti comodi in modo da scoprire agevolmente solo un braccio, rispettando così il luogo di culto. Soddisfatto e felice il vescovo Cipolla, seguiamo la strada di Gesù e andiamo incontro alle necessità in questo tempo di pandemia, ha detto. La diocesi già a fine marzo aveva inviato ai parroci le indicazioni per la concessione di spazi parrocchiali ai fini della campagna vaccinale. Fede e scienza quindi contro il virus. E a proposito di scienza, sperimentazioni in anteprima mondiale proprio all'Università di Padova con il potente antivirale giapponese che si è dimostrato efficace contro il virus. Il nome del farmaco è Nafamostat mesilato, un antivirale giapponese che l'azienda produttrice ha donato all'Università di Padova. Sarà proprio il Policlinico della Città del Santo a condurre il primo studio controllato sull'efficacia del Nafamostat mesilato su 256 pazienti affetti da SARS-CoV-2 ricoverati in ospedale, ma non in condizioni cliniche così gravi da richiedere lo spostamento in terapia intensiva. Questo farmaco, che potrebbe funzionare anche con le varianti, blocca la diffusione del coronavirus nell'organismo e si è mostrato efficace soprattutto nella prevenzione di trombosi ed embolie, tra le principali complicazioni della malattia. A condurre lo studio saranno i professori Giampaolo Rossi e Teresa Seccia. Ma nel padovano Covid e cronaca si fondono, quasi si confondono, come ci dimostra questo fatto.
Una paura incontrollabile per il virus e la necessità di avere sempre la situazione sanitaria sotto controllo la spingeva a fare in continuazione tamponi anti-Covid. Un'ossessione per una 28enne padovana protagonista di un litigio furioso con il compagno. Le urla della coppia sono state sentite dalla madre della giovane che vive nello stesso condominio e che ha avvertito subito la polizia. Quando gli agenti sono intervenuti hanno dovuto sedare la lite accesa tra i due conviventi, scoppiata quando la giovane donna ha detto al compagno di voler fare l'ennesimo screening anti-Covid. La pandemia ha accentuato l'ansia della ragazza già ipocondriaca e questo suo stato di agitazione l'ha spinta al litigio con il compagno. La polizia ha riportato la calma tra la coppia. La cronaca giudiziaria: dopo un processo durato quasi 3 anni arriva la condanna della Corte di Appello di Venezia ai genitori di Eleonora Bottaro, la 17enne, lo ricorderete, padovana morta di leucemia dopo aver rifiutato la chemio. Condannati a 2 anni per l'omicidio colposo della figlia morta di leucemia a 17 anni dopo aver rifiutato la chemioterapia. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna per Lino Bottaro e Rita Benini, i genitori di Eleonora, la giovane di Bagnoli di Sopra, morta nell'agosto 2016 dopo essersi opposta alla chemioterapia prescritta dai medici. La famiglia Bottaro si era sempre opposta alle cure mediche tradizionali, scegliendo per la figlia il metodo antiscientifico Hammer che cura i tumori con vitamina C e psicoterapia. La ragazza, nonostante il parere dei medici dell'oncoematologia pediatrica che la seguivano, aveva rifiutato fin da subito la chemio e dopo essere riuscita ad ottenere le dimissioni era stata trasferita dai genitori all'ospedale svizzero di Bellinzona. Eleonora si sarebbe potuta salvare con le cure tradizionali, dichiarò l'allora primario dell'oncoematologia pediatrica Giuseppe Basso, recentemente scomparso a causa del Covid. Dopo la morte della ragazza si aprì la lunga pagina giudiziaria di questa triste vicenda. I coniugi Bottaro vennero inizialmente prosciolti in udienza preliminare, poi il procuratore aggiunto di Padova, Valeria Sanzari, fece ricorso ottenendo che per i genitori di Eleonora si tenesse un regolare processo. La condanna in primo grado risale al giugno del 2019. I coniugi si opposero, ma oggi la Corte d'Appello ha confermato per loro la pena di 2 anni. La Commissione Agricoltura del Senato, presieduta dal trevigiano Giampaolo Vallardi, ha approvato oggi l'inclusione tra le segnalazioni relative al DEF per il 2021 di un punto che prevede ristori adeguati in tempi celeri agli agricoltori che hanno subito danni per le recenti gelate. Ma sentiamo Vallardi. Giornata importantissima, storica, perché oggi in Commissione Agricoltura del Senato all'unanimità, e questo è l'evento veramente importante, succede raramente, ma oggi all'unanimità è stato approvato il parere al documento di economia e finanza, che è il documento più importante che domani andrà in Senato, in cui tutti sono d'accordo di intervenire subito sul fondo di solidarietà a favore degli agricoltori per le recenti gelate che hanno colpito da Veneto. Ne sono orgoglioso i nostri territori, sono orgoglioso che siano stati finalmente approvati questi finanziamenti. Avepa, assieme all'assessorato regionale, all'assessore Caner, ma allo stesso governatore Luca Zaia, sono sul pezzo, perché effettivamente prima dobbiamo quantificare quanti effettivamente sono i danni in Veneto e nelle altre regioni italiane. L'importante è che il governo ha capito effettivamente l'importanza, la necessità di intervenire subito, e di questo penso i nostri agricoltori devono essere contenti. A pochi giorni dalla riapertura dei teatri, lo Stabile del Veneto annuncia l'ingresso come socio sostenitore di Assindustria Veneto Centro. Gli industriali di Treviso e Padova al fianco del mondo teatrale. Il Consiglio Generale di Assindustria Veneto Centro ha approvato l'ingresso come socio sostenitore del Teatro Stabile del Veneto. Noi non dobbiamo guardare solo all'interno delle nostre aziende, ma dobbiamo guardare anche ad arricchire il territorio che sta attorno alle nostre aziende, perché se il territorio si arricchisce si rende anche più attrattivo il nostro territorio. Un supporto importante dopo i 400 giorni di stop subiti da questo e altri settori del mondo culturale e dello spettacolo tra i più colpiti dalla pandemia. E assolutamente non è solo una scelta fine a se stessa, ma io sono convinto che sarà anche una scelta da apripista, perché poi chissà quanti si accoderanno a questo nuovo percorso che viene tracciato dal Presidente Destro. Spero che sia un continuo di aggregazioni, di attività che si facciano, che si possono fare. Teatri che riaprono dalla prossima settimana. Zaia, rivolgendosi al presidente dello Stabile Beltotto, suona la carica.
Io direi, Giampiero, che dal 26 bisogna giocarsela bene, cioè bisogna far vedere che il Veneto riapre alla grande i teatri. Spero che tu abbia un grande cartellone, non andate avanti a scartamento ridotto e la ragione c'è. Tornare a teatro, anzi entrarci, puntualizza Beltotto, visti i tanti, soprattutto ragazzi, per i quali sono spesso stati in realtà respingenti. Noi abbiamo sì, Presidente Zaia, noi abbiamo proprio accettato la sfida. Non esiste la cultura che non sia una cultura di popolo e non esistono teatri che siano di elite. Noi crediamo fortemente al rapporto con il territorio. Primo spettacolo in programma dopo la riapertura del 26 aprile, il 5 maggio a Padova, con la prima messa in scena del trittico dantesco con la regia di Fabrizio Arcuri. Lo sport ieri sera a Novara, il giusto epilogo della stagione leggendaria dell'Imoco Volley Conegliano. Rivediamo la vittoria 3-1 in gara 2 che consegna alle Pantere della Città del Cima il quarto scudetto. Stagione sportiva 2020-2021 alla capitale lituana Košice. Imoco Conegliano campione d'Italia. Super mega contenta, era uno degli obiettivi adesso che ci eravamo posti, siamo felicissime. Chiamatele le imbattibili. Gli aggettivi per le Pantere dell'Imoco sono quasi esauriti, ma quando metti in fila una striscia di 63 vittorie senza mai una sconfitta dal 2019, ci sono pochi altri termini da usare. Solo il Covid lo scorso anno ha impedito a Conegliano di scrivere 5 sul tricolore, ma questo non può guastare la festa di un team speciale da record, come da record è stata la principale artefice del successo, Paola Egonu, premiata miglior giocatrice della serie. Dopo una stagione così lunga, dopo non so quanti mesi, perché abbiamo iniziato a luglio, arrivare qui a fine aprile carichi e sperare di non sbagliarne nemmeno una. Abbiamo fatto un bellissimo cammino, credo che sia uno scudetto meritato. Onore delle armi all'avversario di sempre, quella Igor Novara capace di far tremare Conegliano nella gara 1 già entrata nei libri di storia per intensità e lunghezza. Anche in casa hanno cercato di resistere allo strapotere giallo-blu, agguantando il set del pareggio. Poi è stata apoteosi. Solo vittorie e nessuna sconfitta ha centrato il triplete con scudetto, Supercoppa e Coppa Italia. Un trionfo senza supporter sugli spalti, in attesa di rivederli e gioire insieme. Volevo salutare tutti i tifosi, questo anche per loro, e speriamo di rivederli presto, ecco. Impresa davvero straordinaria. Ci sono degli aggiornamenti in merito al Consiglio dei Ministri che si sta tenendo in questi minuti a Roma. Sembra appunto da fonti del Corriere della Sera che il coprifuoco rimarrà alle 22 almeno sino a giugno. Così avrebbe detto il Premier Draghi. La Lega quindi potrebbe astenersi sul decreto riaperture come annunciato poco fa dal leader della Lega Matteo Salvini, ma la partita a Roma non è ancora chiusa. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti vi rimando alle prossime edizioni. Dal Veneto è per il momento tutto, grazie per l'attenzione, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Bentrovati al meteo. Prevale ancora un tempo per lo più incerto sull'Italia. Anche al nord-est la situazione non cambia rispetto ai giorni scorsi. Vediamo allora il dettaglio di giovedì 22 aprile. Sul Veneto avremo un tempo variabile e localmente instabile. La grafica ci mostra una situazione buona e infatti al mattino sarà soleggiato, ma come spesso accade in questa stagione dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità con qualche rovescio sui rilievi che sarà possibile fin verso la pianura.
temperature gradevoli, minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una giornata all'insegna di acquazzoni, intervallati invece da qualche spazio di sereno. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime fino ai 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, locali fenomeni in genere deboli nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime fino ai 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.